Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Uno dei miei punti programmatici quando mi sono candidata ad essere presidente per l'Ateneo era quello di occuparmi del settore scientifico, perché l'Ateneo nel corso dei secoli ormai, perché sono oltre 2 secoli di vita, ha sempre privilegiato, come un po' accade in Italia spesso, l'aspetto umanistico. Di scienza non parliamo abbastanza e secondo me non ne parliamo abbastanza in termini corretti e comprensibili per il pubblico, mentre credo che come tutte le discipline, anche le discipline scientifiche, possano avere una divulgazione corretta. Quindi sono molto contenta di aver qui il professor Guzzo a parlarci di cose che in effetti ci sembrano incredibili ed oscure, a parlarci di materia oscura, a parlarci di energia oscura e soprattutto di questo grande, importante progetto, di questo satellite Euclid, che dovrebbe fornirci delle informazioni su tutta una parte di universo che noi non conosciamo. Ma non mi addentro su questioni che non mi competono, il mio è solo un saluto e un ringraziamento anche al nostro socio che ci ha portato il professore. Volevo solo dire questo, che è importante parlare di queste cose, anche dire che ci sono delle eccellenze italiane che si occupano, perché noi abbiamo sempre l'idea che sia una questione di americani, no? Questione siano solo loro, mentre abbiamo dei talenti e delle eccellenze. Il professor Guzzo è uno di questi, e anche ne parlo perché ho visto che è stato oggetto di una domanda nell'intervista, anche per capire il senso di fare queste esplorazioni, perché diciamo dopo le prime emozioni che ci ha dato l'essere andati sulla Luna, dopo questa grande partenza che c'è stata, diciamo, oltre la Terra, un po' le cose sembra che si siano fermate, no? E sono venuti tutta una serie anche di critiche e comunque di contestazioni su quanto si spendesse, su come si spendesse, se avesse senso spendere tutti questi soldi. Io ho letto che una delle sue risposte è stata che €1 che si spende per la ricerca in questi campi ne torna indietro da 5 a 10, quindi vuol dire che al di là dell'indubbio valore scientifico che hanno queste cose, ma anche facendo un mero calcolo economico, e molto spesso la situazione economica attuale ci impone di farlo, il risultato è comunque positivo. Scusate, dico forse questa che è una banalità, ma nell'economia del discorso anche questo ha un valore. Quindi grazie professor Guzzo, lei ci renderà più chiaro quello che è oscuro. Buon incontro a tutti. Buonasera a tutti e certamente grazie che vi vediamo così numerosi. Non ho mai visto la sala lettura così piena e sono molto felice, quindi grazie soprattutto a lui. Lui è veneziano di fatto, dimmi se sbaglio. Metà veneziano, questo è un valore aggiunto evidentemente. Io lo riconosco un amico,
c'è una importante comunità di intenti, io sono un chirurgo e lui è un astrofisico, però diciamo che l'amore verso la ricerca, verso la scienza ci accomuna, mi permetto di dire questo, quindi lo considero un vero amico nel nome della scienza. Abbiamo questa mattina ricordato alcune figure straordinarie che anch'io ho avuto il privilegio di conoscere. Uno è Giuseppe Colombo, Bepi Colombo, il grande astrofisico padovano che lavorò a Princeton, dove anche Luigi è stato, no? Nel Princeton, come Tullio Regge. Allora io lo conobbi, Bepi Colombo, è mancato 40 anni fa, difatti il mese scorso Padova, l'Università di Padova, la mia città, ha ricordato il professor Colombo, cui la scienza astronomica deve molto. Io ho avuto modo di conoscerlo da giovane chirurgo nel mio reparto di patologia chirurgica. Quando era ricoverato da noi, il professor Colombo mi disse delle cose che hanno improntato la mia vita. E poi abbiamo parlato di Tullio Regge, di questo straordinario scienziato, filosofo. E io, anche il professor Rubbia, che è stato presidente del nostro Ateneo, del premio Nobel. Allora io mi sono permesso di portare questo testo di Tullio Regge, Infinito, che si apre con una citazione da Borges, dall'Aleph di Borges, e il titolo del libro è Infinito, ok? Infinito. L'Aleph, come sapete, è la prima lettera del calendario dell'alfabeto fenicio, che poi diventa la prima lettera dell'alfabeto ebraico. Corrisponde all'alfa greco, l'Aleph, cioè la prima parola. Chiusi gli occhi, li riaprii, allora vidi l'Aleph, cioè il principio di tutto, no? Arrivo ora all'ineffabile centro del mio racconto. Comincia qui la mia disperazione di scrittore, Borges. È lo scrittore che cerca il senso della realtà, di questo universo. Che cosa vuol dire l'Aleph? Il punto di inizio, e credo che proprio sia la scienza di Luigi Guzzo che può adesso aiutarci a portarci verso quell'inizio di comprensione. Sono estremamente felice che Luigi Guzzo sia qui in questo luogo che per noi è sacro. Grazie. Sì. Bene, grazie di questo invito, grazie di queste parole, mi avete caricato di una responsabilità enorme e diciamo che sì, funziona, sì, volevo stare solo un po' più vicino. Diciamo che sì, ci sarebbe da parlare molto su quello che è stato detto, l'unica cosa che mi sento di dire è che oggi cercherò di accompagnarvi per un pezzetto di questo viaggio, per farvi capire perché è stato costruito questo satellite, che cosa speriamo che ci dica e di come umilmente cerchiamo di capire qualcosa che non è proprio banale da capire, e vedremo dove arriviamo. Ecco, quindi tutte le conseguenze poi che sono state accennate di tipo economico sono solo delle conseguenze qui, nel senso che questa non è ricerca fatta per arrivare a produrre qualcosa di tangibile, ma è ricerca spinta dalla curiosità scientifica. Quindi siamo noi con le nostre idee e le nostre aspirazioni scientifiche che spingiamo avanti la tecnologia per riuscire ad andare a misurare quello che vogliamo misurare. In questo la scienza di base porta poi a dei risultati tangibili che non possono essere previsti. Quindi i famosi 6 o 10 euro non sono calcolati, a parte che non li abbiamo calcolati noi, penso che sia solo 24 ore che li ha calcolati, vale in generale per la scienza spaziale, cioè gli investimenti in ricerca spaziale, indipendentemente che siano mirati alla ricerca di base o di altro tipo, portano comunque un ritorno, perché si è costretti a cercare soluzioni nuove in quanto si lavora in un ambiente molto difficile, in cui le cose non possono essere fatte funzionare come
come sulla Terra, anche solo per il fatto che si lavora a temperature che possono essere meno 250 gradi, insomma, ecco, cose del genere. Va bene, ma allora veniamo un po' a quello di cui vogliamo parlare oggi. Oggi cercheremo di seguire un po' questa avventura, vi accompagnerò prima un attimo attraverso la motivazione per la quale abbiamo costruito questo aggeggio, e vivremo, siccome il lancio non è poi passato da così tanto tempo, Euclid è stato lanciato il 1° luglio del 2023, vedremo una serie di cose, vedremo alcuni filmati, per chi non ha visto il lancio vedremo anche un pezzo del lancio, insomma ci saranno un po' di cose, e così speriamo alla fine di aver dato un'idea un po' di quello che speriamo di imparare, ma Euclid ha già mandato molte cose belle che vedremo assieme. Bene, allora, tutto quello che, questo è un po', se volete, la rappresentazione di quello che ho appena detto, nel senso che quello che vi racconterò oggi non è altro che l'ennesimo capitolo dell'eterna ricerca dell'uomo di guardare oltre i propri confini. Una volta significava cercare di capire cosa fossero queste stelle che si vedevano nel cielo, che cos'erano quelle stelle viandanti un po' particolari che non erano ferme, che appunto poi erano i pianeti, e così via. Oggi andiamo molto più lontano, e in particolare oggi ci dimenticheremo addirittura delle stelle della nostra galassia. Oggi non parleremo di stelle, parleremo di sistemi di stelle, parleremo di galassie. Cosa vuol dire? Forse questa luce però adesso dobbiamo abbassarla un po' perché secondo me si vede un po' male, magari una delle due se riusciamo, perché, giusto per fare apprezzare meglio le immagini. Ecco, perfetto, benissimo, perfetto. Dicevo, oggi parleremo di galassie, useremo le galassie come mattoncini con cui studiare la struttura dell'universo. Cosa sono le galassie? Le galassie sono altri universi isola, come vennero chiamati a un certo punto, cioè sono altri sistemi come quelli in cui stiamo noi. E qui un'immagine con la quale chi di voi ha avuto la fortuna di andare in un posto veramente buio. Qui siamo sul Cerro Paranal, dove c'è l'osservatorio dell'Osservatorio Europeo Australe, questo è il famoso Very Large Telescope, 4 telescopi da 8 metri ciascuno, e questa non è altro che la Via Lattea, okay? Che tutti avrete visto, o tutti, spero quasi tutti, quando si fa una foto si vedono molti particolari, ma quindi questa striscia che c'è nel cielo, che cos'è questa striscia che c'è nel cielo? E questa striscia che c'è nel cielo non è altro che la nostra casa, il nostro sistema di circa 100 miliardi di stelle che noi vediamo dal di dentro. Noi siamo una di queste, attorno a una di queste 100 miliardi di stelle. Molte di queste stelle sono molto simili al nostro Sole, quindi il nostro Sole non è una stella speciale, è una stella molto comune, e solo che noi siamo dentro come fossimo un'uvetta all'interno di una focaccia, no? Di una torta. E se potessimo uscire dalla nostra galassia vedremmo una cosa del genere. Questo ovviamente non è la nostra galassia, tra l'altro questa è un'immagine presa da Euclid, che quindi vi anticipa un po' quello che arriverà dopo, e noi siamo dentro una cosa del genere. Una galassia spirale, quindi un insieme di 100 miliardi circa di stelle organizzati in un disco schiacciato, questo lo stiamo vedendo da sopra, e con queste zone più dense che vengono chiamati bracci di spirale. Noi siamo su una zona periferica, all'incirca come fossimo qui. Voi direte, come facciamo a saperlo? Perché dal di dentro, con certi tipi di studi, in particolare usando l'emissione radio, si è riuscito a ricostruire come è fatta la nostra galassia. Sappiamo che siamo dentro uno di questi sistemi. Di questi sistemi ce ne sono miliardi nell'universo, okay? E ne avremo qualche esempio fra poco. Quindi noi oggi non ci dimentichiamo completamente che dentro a questi oggetti ci sono stelle, gas, eccetera, e li usiamo come mattoncini. Li usiamo come mattoncini per studiare la struttura dell'universo su scala ancora più grande, sulle scale più grandi che possiamo osservare. Di fatto oggi faremo un po' come gli antichi esploratori, che facevano la cartografia, no? Qui a Venezia mi sembra che sia il posto perfetto per parlare di questo, solo che lo facciamo sulle scale più grandi che possiamo conoscere in questo momento. Quindi miliardi di anni luce in queste unità di misura strane che usiamo per le distanze astronomiche. Quindi qui vedete come le galassie, queste sono galassie come quelle che abbiamo mostrato prima, un pochino diverse, vedete non hanno i bracci ma non importa, sono anche questi sistemi di centinaia di miliardi di stelle ammassate a loro volta, quindi le galassie a loro volta formano delle strutture, e vedremo
questo cosa ci potrà dire? Perché questo è ciò che Euclid va a studiare, la strutturazione dell'universo su grandissima scala. Quindi qui allarghiamo ancora il campo, questa è un'immagine in cui sostanzialmente quasi tutto quello che vedete sono galassie, a parte qualche stella, questa è una stella, e tenete conto che queste stelle stanno qua davanti, sono stelle della nostra galassia, mentre le galassie sono molto molto più lontane. Ecco, cosa sappiamo di queste galassie? Beh, sappiamo molte cose e in particolare sappiamo che apparentemente si allontanano tutte le une dalle altre, l'universo si espande e questo venne scoperto nel secolo scorso da questi signori, in particolare Edwin Hubble, ma anche altri nomi che vengono di solito dimenticati, si ricorda Hubble, ma Slipher e Humason, anche loro contribuirono molto a questa scoperta. Edwin Hubble cosa fece in quegli anni? Fece una cosa che si cominciava a poter fare perché i telescopi cominciavano a essere sufficientemente grandi. Anche qui vedete la curiosità scientifica che spinge la tecnologia più avanti e a quel punto la tecnologia permette di fare dei passi avanti nella scienza. Questo funziona, diciamo, dappertutto. E cosa fece Hubble? Si accorse che facendo lo spettro delle galassie, cos'è lo spettro? Lo spettro delle galassie non è altro che l'arcobaleno, cioè prendi la luce di una galassia, la fa passare nel telescopio e poi la fa passare attraverso un prisma. Abbiamo tutti familiarità con l'arcobaleno. Ecco, l'arcobaleno non è altro che la luce bianca scomposta si chiamano componenti in lunghezza d'onda, componenti cromatiche. E se facciamo questa cosa con la luce di una stella o di una galassia, noi vediamo, questo è un cartoon ma per far capire meglio, noi non vediamo una striscia di arcobaleno continua, vediamo delle righe scure che sono dei marcatori precisi degli elementi chimici che stanno dentro questi oggetti e riconosciamo che in questi oggetti che stanno così lontani da noi ci sono esattamente gli stessi elementi chimici che abbiamo sulla Terra. E quindi per esempio queste due righe qui sono due righe del calcio, questa è una riga dell'idrogeno e così via. Però di questo oggi non parliamo, della chimica delle stelle, della chimica delle galassie non parliamo. La cosa da far notare su questa strana serie di strisce è che voi vi sarete accorti che su tutte queste strisce ci sono le stesse righe, ok? Solo che mentre quelle della stella, che è qui vicino a noi, sono alla lunghezza d'onda, questi numerini che vedete qua sotto sono la lunghezza d'onda che noi misuriamo in laboratorio. Beh, noi sappiamo che questa riga dell'idrogeno sta a 656,3 nanometri, questi sono nanometri ed è esattamente lì. Però di cosa si accorse Hubble e collaboratori? Che andando a misurare la stessa cosa in galassie sempre più lontane, quindi avendo un modo di stimare la distanza di questi oggetti, queste stesse righe che noi sapevamo bene a quale lunghezza d'onda dovessero essere, apparivano in un posto dove non dovevano essere. Sono tutte, vedete, spostate sempre più verso il rosso. Per esempio prendete questa rigona qui che sono in realtà queste due righe del calcio. Bene, vedete che man mano che andiamo sempre più lontano queste righe si allontanano. Allora questo effetto assomiglia un po', in realtà poi non è esattamente la stessa cosa, ma per capire l'analogia assomiglia un po' a quando sentite un'ambulanza che si avvicina e poi si allontana e il suo suono cambia. Quello si chiama effetto Doppler, cioè le onde sonore mentre l'ambulanza si avvicina vengono schiacciate e quando si allontana vengono stirate. E quindi quando si avvicina sono un po' più blu e quando si allontana diventano un po' più rosse, in analogia. È quello che, oppure se guardate il Gran Premio di Formula 1, il famoso non è che la macchina fa il motore cambia mentre si avvicina, no, è il suono che cambia. E questo è l'effetto Doppler. Questo per dire cosa? Che questa osservazione sembrava indicare che gli oggetti più lontani si allontanassero da noi con una certa velocità, una velocità che è ricavabile dalla differenza di posizione di una certa riga, per esempio questa qui, diciamo, queste due qua per esempio, rispetto alla misura di laboratorio. Questo spostamento verso il rosso è quello che indicava che l'universo apparentemente si espandeva. In particolare, mettendolo, questo per chi è un pochino più avvezzo con i grafici, e siccome ci saranno sicuramente anche studenti del superiore qui, quindi questo per loro sarà abbastanza facile, ma semplicemente Hubble, ogni pallino che vedete qua è una galassia in cui ha segnato qui la distanza
e qui la velocità apparente di allontanamento. Vedete, le galassie più distanti erano anche quelle che si allontanavano più velocemente, e c'era questa relazione che appunto viene chiamata legge di Hubble, cioè che la velocità apparente di allontanamento era era proporzionale alla distanza secondo una certa costante, che è la costante appunto di Hubble. Bene, e quindi l'universo si espandeva. Quindi cosa vuol dire se l'universo si espande, vediamo che si espande? Che se voi fate andare il film al contrario, fate andare tutto sempre più vicino, quando mettete le cose assieme, le schiacciate, la temperatura sale, tutto diventa più denso, tutto diventa più caldo, e quindi a un certo punto tutto questo deve finire in un punto a densità infinita, temperatura infinita. E questo è quello che viene chiamato il cosiddetto Big Bang, che con le stime attuali si situa a 13,8 miliardi nel passato, 13,8 miliardi di anni nel passato. Bene, non è finita qui, perché nel 1998, quindi l'altro ieri, ci si è accorti che mentre si è sempre pensato che l'universo di fatto rallentasse la sua espansione, o al massimo rallentasse talmente piano da fermarsi all'infinito, perché questo? Perché l'universo ha dentro materia, la materia produce gravità, forza di gravità, e quindi se pensiamo che l'espansione sia una specie di calcio iniziale, l'unica cosa che può fare la gravità è frenare, e quindi la domanda era più quanto frena piuttosto che se si ferma o no. E invece quello che si scoprì nel 98, grazie a 2 progetti guidati da questi signori, è che invece l'espansione a un certo punto, non sto a spiegarvi questo grafico, ma per chi di voi ama di più i grafici può diciamo, capirlo e guardarlo, l'espansione seguiva un po' questa curva rossa e quindi rallentava e poi invece, per poi riaumentare. Quindi in questo momento, in questa fase della nostra storia cosmica, l'universo sta riaccelerando, spinto da qualcosa che non conosciamo e che è quello che chiamiamo energia oscura. La cosa bella di tutto questo è che questo pezzo, cioè questa energia dell'accelerazione, era esattamente quello che mancava per far tornare i conti a ciò che già avevamo capito prima, e quindi a questo punto abbiamo potuto chiamare questo modello un modello cosmologico standard, perché tutto tornava. Peccato che gli ingredienti con cui tutto torna non li abbiamo ancora visti o identificati. Ne vediamo gli effetti, vediamo la materia oscura per gli effetti che ha sulle galassie, su come le galassie ruotano, su come tante cose succedono, e vediamo questa energia oscura perché vediamo l'intero universo che riaccelera. Però ovviamente tutto questo ci lascia molto perplessi. Okay? Il modello funziona perfettamente, predice tutte le osservazioni, però non abbiamo ancora trovato una particella che possa fare da materia oscura, e che cosa sia questa energia oscura non abbiamo veramente un'idea. Giusto per aggiungere un piccolo ingrediente, questa energia oscura è in una forma molto semplice e corrisponde ad una costante che sta dentro alle equazioni della relatività generale di Einstein, una costante che si chiama costante cosmologica, che già Einstein inserì nelle equazioni, ma poi quando venne scoperta l'espansione dell'universo la cancellò, ok? Ma la cancellò perché si poteva, non è che uno così aggiunge e toglie i pezzi alle equazioni, è che le equazioni, per chi diciamo, ha fatto un po' di queste cose, cosiddette differenziali, portano sempre a dei risultati a meno di una costante. Questa costante può essere 0 o può essere diversa da 0, dipendendo dalle condizioni al contorno, cioè da quello che poi viene fissato nel problema specifico che noi guardiamo. E quindi lui l'aveva messa e poi ha detto no, ma se l'universo si espande vuol dire che la costante deve essere 0. Invece non era 0, ha un valore che non è 0 e non solo non ferma l'espansione, ma la fa addirittura accelerare. Però voi capite che se abbiamo un modello che funziona bene ma che è fatto da ingredienti che ci lasciano un po' perplessi, il passo a cominciare a dire ma magari questi sono come gli epicicli di Tolomeo che facevano funzionare le cose ma poi non erano veri per niente, no? E quindi dobbiamo sempre un po' chiederci cosa c'è dietro, ok? E questo ci spinge a fare ulteriori misure, fare ulteriori esperimenti, e questo è proprio quello che Euclide a fare. Ma come? Beh, diciamo che la storia e il contenuto, quindi quanta materia oscura, quanta energia oscura
ci sono dentro l'universo sono scritte nella struttura a grande scala. Questa che vedete qui è una simulazione numerica che parte da condizioni, immaginate che questo sia un cubo di universo pieno di materia che si evolve sotto l'effetto della gravità. Questi sono dei codici, dei programmi al computer che si chiamano codice N-corpi, che simulano completamente la gravità, e vedete che all'inizio si parte da una situazione che è sostanzialmente omogenea con delle piccole increspature. Quella specie di Z, lo Z che vedete lassù è un po' inverso del tempo, quando arriva a 0 siamo a oggi, e al giorno d'oggi questa riproduce molto bene quello che noi misuriamo. E se voi modificate la quantità di materia oscura, la quantità di energia oscura, arrivate ad un universo che non è quello che vediamo. Quindi questo per dirvi che le misure di strutturazione che fate sui dati vincolano molto fortemente la quantità di materia oscura e la quantità di energia oscura, e se si riesce ad andare sufficientemente in dettaglio anche il tipo, diciamo, di energia oscura che avete. Quindi al momento attuale, per esempio, siamo in grado di dire solo che sembra essere una costante, ma con misure più precise noi potremmo scoprire, per esempio, che l'energia oscura evolve, cosa che metterebbe a posto una serie di dubbi e di domande che ci lasciano perplessi. E quindi il passo successivo è mappare l'universo su scale ancora più grandi. Ovviamente queste cose le abbiamo già fatte in parte, nel senso che questa corsa per costruire queste mappe di come sono messe le galassie intorno a noi è cominciata negli anni 70 del secolo scorso, è cominciata da terra. E quindi, per esempio, usando telescopi da terra come quelli dell'Osservatorio Europeo Australe, qui siamo nel deserto di Atacama in Cile, nel nord del Cile, dove abbiamo il Very Large Telescope, e noi, diciamo, a questi telescopi possiamo attaccare degli spettrografi che permettono di misurare tantissimi spettri. Voi direte, ma perché gli spettri? Cosa c'entrano gli spettri con la struttura? Beh, quella famosa relazione di Hubble che avete visto e che ci diceva che lo spostamento verso il rosso era proporzionale alla distanza, noi la possiamo usare al contrario, nel senso che misuriamo uno spettro, vediamo lo spostamento verso il rosso e da lì deduciamo la distanza. Quindi facendo grandissime quantità di spettri con per esempio uno di questi telescopi come questo è uno dei 4 Very Large Telescope, e prendendo un campo tipo questo e facendone lo spettro, come abbiamo visto prima, otteniamo una marea di spettri e quindi da questi le distanze di tutti questi oggetti. Quindi ricostruiamo la distribuzione tridimensionale perché diamo le distanze a oggetti che noi vediamo sul cielo. Quindi, capite, noi possiamo avere dal cielo un'impressione che ci sia una strutturazione, ma un conto è vederlo tutto schiacciato sul cielo, un conto è ricostruirlo su un piano, diciamo, nello spazio tridimensionale. Quindi, per esempio, questo è un esempio di una di queste osservazioni. Questo è un ingrandimento, tutte queste righe che vedete sono righe prodotte dal cielo, dalla nostra atmosfera. Questa striscetta che vedete qui è una galassia, lo spettro di una galassia lontana, e questa riga luminosa è una riga emessa dall'ossigeno in questa galassia che ci dice a che distanza sta questa galassia. A quel punto possiamo farlo per 100.000 galassie, come in questo caso. Questo è un progetto che facemmo negli anni, circa 10 anni fa, e noi siamo, fate conto, qua giù in fondo. Vedete questi conetti, se vi mettete sulla punta dei conetti è dove siamo noi. Queste sono due fette di universo messe fra 5 miliardi e 8 miliardi. Sono due striscette di cielo, le vedete quanto sottili sono, diciamo spianate su un piano, e qui vedete come la distribuzione, ogni puntino di questi puntini gialli che vedete è una galassia, cioè una di quelle robe da 100 miliardi di stelle di cui non ci preoccupiamo, e vedete come sono distribuite. Vedete, abbiamo zone vuote, abbiamo delle specie di bolle, ricorda un po' una spugna la struttura a grande scala dell'universo, proprio perché si pensa sia il prodotto di una crescita accentuata dalla gravità partendo da delle perturbazioni iniziali. E allora il passo successivo è proprio Euclid. Euclid ha altri progetti, ma Euclid è, diciamo, se volete, il progetto più comprensivo, diciamo, di quelli attualmente in corso, pensati per andare oltre. Qui avete visto circa 90.000, quei puntini gialli erano circa 90.000 galassie, ecco, Euclid vuol farne 35 milioni, okay, di quei puntini, e non solo. Adesso vediamo
vediamo un pochino cosa nel dettaglio cosa fa. Quindi da un lato Euclid vorrà fare una cosa come questa, ma per 30-35 milioni di galassie su un volume gigantesco, un terzo del cielo. Fate conto che qui stiamo parlando di 2 striscette sul cielo che sono 24 gradi quadrati in tutto, e Euclid ne misurerà circa 15.000 di gradi quadrati, okay? Andrà quindi tutta un'altra cosa. Però nel contempo farà anche un'altra cosa, perché noi vogliamo capire qualcosa della materia oscura. La materia oscura perché diciamo che c'è? Diciamo che c'è perché produce fenomeni come questo. Allora, questa è un'immagine di Hubble, dell'Hubble Space Telescope, di un cosiddetto ammasso di galassie. C'è una grande concentrazione di galassie, vedete tutti questi oggetti, diciamo, lattiginosi, sono galassie di tipo ellittico con pochi bracci, vedete, non hanno bracci di spirale come la nostra, perché sono formati più da stelle vecchie. Ma la caratteristica di questa immagine è qualcosa di strano che forse state notando, che in questa immagine ci sono moltissimi archetti, un po' dappertutto, in realtà ce ne sono di piccolissimi che quasi non si vedono. Ecco, questi archetti sono immagini di galassie che stanno dietro questo ammasso, che vengono deformate e distorte come se questo ammasso fosse una lente. Immaginate di avere un paio di occhiali da miope, di quelli di una volta, spessissimi, che quando... mi ricordo qualche compagno di scuola che li aveva e si vedevano gli occhi con tutti i cerchietti attorno. Ecco, è la stessa cosa. Addirittura moltiplicando le immagini. Pensate che queste 2 immagini e queste 2 immagini sono della stessa galassia, e anche queste. Cioè l'oggetto qui lo vedete 3 volte, quindi sono dei miraggi sostanzialmente, e il cielo è sostanzialmente pieno di queste cose. Qui si vedono in maniera esplicita, perché c'è una grande massa che rende queste cose forti, ma in generale dappertutto le immagini che vediamo delle galassie lontane sono deformate dalla materia che sta in mezzo. Quindi se noi abbiamo un modo di misurare queste deformazioni statistiche, questo si chiama effetto di lente gravitazionale debole, siamo in grado di ricostruire, fare una tomografia della materia oscura che sta in mezzo e di tutta la materia, quindi soprattutto di quella oscura che domina e che è circa 6 o 7 volte maggiore di quella normale. E questo Euclid lo farà facendo immagini, quindi Euclid farà immagini per circa 2 miliardi di galassie, e da queste misurerà la distribuzione della materia oscura. Quindi vedete che da un lato, misurando le distanze degli oggetti luminosi, farà la distanza delle galassie, quindi della materia visibile, dall'altro ricostruirà, mapperà la distribuzione della materia oscura. Bene. Allora, come fa a fare questo? Lo fa tramite 2 strumenti. Uno strumento per fare le immagini, quindi per fare il lensing, che si chiama VIS, e che è uno strumento nel visibile, cioè nella luce che noi vediamo con i nostri occhi, e un altro strumento che fa sia immagini sia gli spettri nella banda infrarossa, cioè in quella parte dell'arcobaleno dove noi non vediamo già più. Magari sentiamo il calore, perché per esempio la radiazione infrarossa è quella che sentiamo, diciamo, come calore. E questi sono, qui vedete, questo è il fondo, il telescopio qui è rovesciato, gli strumenti stanno qui dentro e la luce arriva dal telescopio e viene diciamo, suddivisa tra i 2 strumenti, quindi il telescopio osserva simultaneamente con i due strumenti, perché uno prende la parte visibile e uno prende la parte infrarossa della luce. Ecco, e gli strumenti sono stati costruiti dal consorzio Euclid, che include circa 18 nazioni, anzi 18 nazioni in questo momento, ed è sostenuto dai finanziamenti delle agenzie spaziali. Per quanto riguarda l'Italia, l'Agenzia Spaziale Italiana, che va ringraziata abbondantemente perché ci ha sostenuto fortissimamente in questi anni, a partire dal 2007, quando è cominciata questa avventura. E i 2 strumenti hanno questa caratteristica, e questa è la cosa fondamentale di Euclid. Ne avremo ancora delle dimostrazioni nel seguito, ci saranno un paio di filmati molto belli, uno tra l'altro recentissimo, uscito pochi giorni fa. Euclid è il primo telescopio spaziale grandangolare, perché in un colpo solo è in grado di osservare un'area più grande della Luna piena. Dopo vi farò un confronto sulla differenza rispetto all'area coperta da Hubble Space Telescope, che conoscerete, che è il telescopio spaziale storico che è ancora in orbita, e anche James Webb Space Telescope, che è il nuovo telescopio che è stato lanciato un paio di anni fa.
Adesso vediamo un attimo alcune caratteristiche, anche un po' la storia del satellite fino al lancio. Allora, il satellite è alto 4,5 metri, qui lo vedete negli stabilimenti di Torino, della Thales Alenia, nel 2022, quando ancora siamo andati a vederlo lì, e vedete le dimensioni, potete paragonarle con la mia altezza, e ha dentro uno specchio che ha un diametro di 1,2 metri, quindi è un telescopio a specchi, raccoglie la luce e la concentra tramite uno specchio, come tutti i telescopi moderni. Le lenti non si usano più da tantissimo tempo, perché è molto più facile produrre uno specchio con una superficie, diciamo, perfetta e precisa, piuttosto che far attraversare la luce, far attraversare alla luce uno spessore di vetro che non si riesce mai a fare in maniera perfetta. 2 tonnellate di peso. Il satellite è stato costruito da Thales Alenia Space in Italia e in Francia, ma diciamo il prime contractor è la parte italiana, mentre il telescopio è stato costruito in Francia da Airbus Defence and Space. Più ovviamente ci sono altri committenti, diciamo, legati a varie parti del telescopio e dello strumento. Bene, adesso facciamo un po' una carrellata di immagini, vivendo un po' la storia degli ultimi mesi prima del lancio di Euclid. Qui siamo ormai nell'aprile 2023, il telescopio da Torino era stato portato a Cannes all'inizio dell'anno per gli ultimi test di tipo sia termico che elettromagnetico, e qui ormai pronto, sta per essere impacchettato nel suo transporter per essere portato negli Stati Uniti, e qui è in partenza da Cannes per andare al porto di Savona, da dove qualche giorno dopo parte alla volta di Cape Canaveral. Euclid è stato lanciato, verrà lanciato, come vedremo, diciamo, questo magari ve lo dico dopo. Prima vediamo come viene lanciato, poi vi dico da cosa doveva essere lanciato originariamente. Quindi il 30 aprile arriva a Port Canaveral e inizia l'integrazione sul vettore che lo lancerà un paio di mesi dopo. E qui lo vediamo dentro all'hangar con una delle 2 metà dell'ogiva del vettore che sta per essere chiusa, già montato sulla flangia con cui verrà attaccato al secondo stadio del vettore. E qui ormai è quasi pronto, vedete, chiuso dentro, qui vedete i pannelli solari all'ogiva che sta per essere chiusa, e qui ormai pronto viene trasportato fuori e verso il vettore per essere montato in cima al booster. E qui è pronto un giorno o 2 prima del lancio, pronto per essere innalzato. E qui questa è una foto che ho fatto io la notte prima del lancio, in cui dovevamo vedere l'innalzamento del telescopio del missile, e invece non l'abbiamo vista, nel senso che ci sono venuti a dire c'è un problema, vi riportiamo in albergo e tanti saluti. E quindi non abbiamo saputo, a quel momento abbiamo detto ma domani non si lancia nulla, rimanderanno, evidentemente è successo qualcosa. E poi invece la mattina dopo alle 5:30 o 6, quando mi sono svegliato per vedere cosa succedeva, in realtà sono andato a vedere e il razzo era in piedi, e quindi il countdown continuava, il conto alla rovescia continuava, e quindi si partiva. L'ora del lancio era alle 11 del mattino, e quindi a quel punto si lancia e ci siamo preparati, siamo andati lì a aspettare. Qui siamo su una terrazza da cui abbiamo guardato il lancio. Questo è l'hangar in cui sono stati assemblati i Saturno 5, giusto per chi dice che sulla Luna non ci siamo andati. Basta andare sotto questo e dire forse a qualcosa è servito. È enorme, comunque non ci si rende conto quanto è grande da qui, è una roba gigantesca. E quindi tutti pronti, e da lì, per chi non ha visto il lancio, adesso vediamo un pezzo del lancio. 5, 4, 3, 2, 1, ignition, liftoff. Qui siamo in Florida, queste sono tutte le paludi intorno a Cape Canaveral. Il vettore è un Falcon 9 di SpaceX. E
una cosa molto, diciamo, bella è che comunque il razzo è equipaggiato con telecamere. Fra poco vedrete la telecamera che guarda giù e vedrete la Terra che si allontana. Ecco, questa è a bordo del missile. E qui vedete la rampa di lancio da cui è partito. Falcon 9 has successfully lifted off from pad 40 adesso non vi faccio vedere tutto, adesso salteremo un pezzo. Which is coming up at T plus 1 minute. Power and telemetry Arrivati a un certo punto si stacca il primo stadio, non arriviamo a vederlo perché sennò ci mettiamo troppo tempo, e quindi saltiamo un pezzo del filmato e passiamo a quando il vettore, il primo stadio si è staccato e sta cascando giù verso l'oceano, mentre il secondo stadio sta portando Euclid verso l'orbita. E il motivo per farvi vedere questo è per mostrarvi una cosa che forse non tutti hanno visto, molti immagino di sì, e cioè come il vettore rientri senza perdersi, senza distruggersi, ma vedremo adesso cosa fa. Quindi sta scendendo, questi due palettoni che vedete servono per guidarlo e tenerlo verticale, quindi sta scendendo come una candela e al momento non ha acceso i razzi ancora, ha dei razzetti che gli permettono di mantenere l'assetto, e queste palette vedete si muovono, lo guidano. Vedete che sta cascando, ecco, adesso accende di nuovo uno dei razzi con cui comincia a frenare, e questa telecamera è su una piattaforma fuori al largo dell'oceano e rallenta, e tira fuori le zampe e a terra. Questo è il motivo per cui i lanci con SpaceX costano il 70% che con qualsiasi altro razzo, perché questo viene recuperato e dopo 3 giorni lo abbiamo visto rientrare a Port Canaveral, viene preso, portato in fabbrica, ripristinato e riutilizzato. Questa era la 4ª volta che volava, per esempio. E comunque sì, il fondatore di SpaceX è un po' matto, però con tutto l'affetto, ma effettivamente questo è un risultato piuttosto eccezionale. E niente, quello che volevo dirvi sul fatto che è stato lanciato con SpaceX è stato un cambiamento in corso d'opera, perché originariamente Euclid doveva essere lanciato con una Soyuz russa, okay? Solo che quando è cominciata la guerra, l'invasione russa dell'Ucraina, con le sanzioni ovviamente questo ha bloccato tutto, e sicuramente non saremmo neanche stati molto felici di spedire qualcosa con un missile russo in questo momento. E quindi niente, l'ESA si è mossa per cercare un'alternativa, e ha cominciato a studiare le alternative, e la cosa di SpaceX è stata una bella opportunità che alla fine ha portato molto bene, perché il lancio è stato fatto in maniera molto precisa, cosa che, come raccontavo prima, ha permesso di risparmiare molto carburante a bordo del satellite, che serve poi per fare i movimenti, e risparmiare carburante nella prima fase significa far vivere poi di più il satellite nel lungo periodo. Bene, allora dove sta Euclid in questo momento? Allora Euclid non è in orbita intorno alla Terra come qualcuno potrebbe pensare. Euclid è in un posto a 1,5 milioni di chilometri da qua, in direzione opposta al Sole. Allora, il Sole sta a 150 milioni di chilometri da una parte, ecco, dalla parte opposta c'è Euclid a 1,5 milioni di chilometri, in buona compagnia, ed è un punto particolare perché è un punto di equilibrio del sistema gravitazionale Sole-Terra. È un posto dove ormai piace molto mettere i satelliti, e infatti in questo momento in quel posto lì c'è Euclid che gira intorno a questo punto qui, c'è James Webb Space Telescope, e c'è un altro satellite che ormai ha finito quasi la sua vita, che è Gaia, che fa le sue orbite qui dentro in un modo un po' diverso, e questo punto si sposta attorno alla Terra, attorno al Sole, come se questo è il Sole, no? Ma lo usavo come esempio, poi dopo mi prendo l'acqua, si sigla. Se questa è la Terra, Euclid è qua, e quindi man mano che la Terra si sposta intorno al Sole, Euclid si sposta, tutti quei satelliti si spostano intorno al Sole insieme alla Terra. I vantaggi sono che, essendo opposti rispetto al Sole, possono tenere la schiena, l'antenna con cui mandano i segnali, i pannelli solari sempre rivolti al Sole,
e osservare l'universo fuori in direzione opposta al Sole. E quindi questo lo rende molto più tranquillo come luogo che se fossero intorno alla Terra, con tutti i problemi, diciamo, di avere il Sole, essere oscurati dalla Terra e così via. Grazie mille. Vabbè, questo intanto fa il giro. Questi filmati li trovate anche sul sito dell'ESA, quindi potete andarveli a rivedere. Come osserva il cielo Euclid? Beh, Euclid fa diciamo una piastrellatura del cielo in questa maniera, quindi andrà a coprire un terzo del cielo con queste piastrelle che sono grandi quanto quello che vi ho fatto vedere prima, questi, diciamo, mezzo grado quadrato ciascuna, ma poi vedremo un pezzo di cielo già coperto tra poco. Ecco, questa è la primissima immagine che è stata rilasciata pubblicamente in luce visibile, che vi mostra il solito, diciamo, vedete, abbiamo 36 rivelatori. Questi sono rivelatori CCD, come quelli che avete nei telefoni, un po' più sofisticati, 36 diciamo accoppiati, e che coprono appunto un'area che è circa 0,7 per 0,7 gradi, quindi mezzo grado quadrato circa. Ecco, vi dicevo prima di quale sia la differenza tra Euclide e gli altri telescopi spaziali. Qui vedete cosa vuol dire. Questo è il campo che Euclid copre in un colpo solo, in una osservazione. Questo è quello che copre James Webb. Ok? Qual è la questione? La questione è che sono due telescopi complementari. James Webb ha uno specchio da 6,5 metri e quindi nello stesso tempo in cui Euclid fa questa cosa grande, in questa area qui va molto più in profondità, però lo fa in un'area grande così. E quindi capite che con James Webb si potranno studiare oggetti estremamente rari che solo Euclid può trovare, perché andrà a esplorare aree enormi. E quindi questa è la grossa differenza. Queste sono le immagini infrarosse, non mi soffermo tanto perché non c'è niente da vedere. Il cielo, questo un terzo del cielo, verrà tappezzato con questo tipo di coperture, vedete, escludendo il piano della nostra Via Lattea. Questa è la nostra Via Lattea, escludendo anche un'altra zona. Adesso questo per farvi capire cosa sono questi diagrammi. Vedete, questi diagrammi sono di fatto la sfera aperta su un foglio, una proiezione che vi permette di vedere quello che sta di fatto in una sfera ma spianato su un foglio. Stavo dicendo che vedete che evitiamo anche questa zona, quindi non c'è solo questo, ma c'è un altro piano, che questo è il piano dei pianeti, la cosiddetta eclittica, che è il piano in cui si muovono i pianeti, e sul piano dei pianeti c'è una grossa quantità di polvere che emette una luce che viene detta luce zodiacale e che disturba le osservazioni delle cose lontane. Noi vogliamo andare fuori, non vedere queste robe vicine, e quindi le aree siamo limitati da questo. Questo oggetto che vedete qua è la Grande Nube di Magellano, che è una galassia piccola, compagna della galassia nostra, che sta nell'emisfero sud. Da noi non si vede, ma se si va nell'emisfero sud è impressionante, perché si vede a occhio nudo ed è molto grande. E naturalmente ci oscura quello che c'è dietro. Bene, proprio la settimana scorsa è stata fatta non so come dirlo in italiano, una press release dell'ESA, un comunicato stampa, sì, in cui ha rilasciato un pezzo dell'area coperta nei primi mesi di osservazione, ed è molto bello guardare questo filmato. Vedete, quest'area qui è l'area che adesso andremo a vedere. Euclid ha coperto circa 1 miliardo di gradi quadrati già, e questi sono 132 gradi, questa parte gialla. Sovrapposte a queste immagini. In queste immagini veniamo dati da altri telescopi. Tutta questa nebulosità che vedete sono le emissioni delle polveri della nostra galassia. Guardate quanto riempiono. Siamo circondati, siamo dentro un sistema pieno di polveri, di roba, e questi vennero osservati dal satellite Planck, e in più ci sono le stelle osservate dal satellite Gaia. Adesso lo vediamo dall'inizio. Questa è proprio una novità, siamo fortunati perché una settimana fa non l'avrei potuta far vedere.
Quindi Gaia combinata con Planck, e ci mostra cosa c'è nella nostra galassia. Ecco, Euclid coprirà queste aree che vedete qui alla fine, e adesso andiamo a vederne un pezzettino, che è questo qua. E queste sono immagini vere messe assieme. Questo è un mosaico di osservazioni fatte in questi mesi, durante 2 settimane, quindi questo è stato coperto in 2 settimane. L'1% di quello che vedremo alla fine. E questi sono dati veri, sono dati di Euclid. Vedete le emissioni della nostra galassia che ovviamente ci disturbano. È una zona di dati che non useremo tantissimo perché abbiamo tutta questa roba in mezzo. Adesso se ingrandiamo e andiamo a ingrandire su una zona dove non ci sono questi cirri, vengono chiamati cirri galattici, come i cirri dell'atmosfera. E qui vedete la potenza di andare vedere la scala enorme di questi 130 gradi quadrati e poter andare sempre più nel dettaglio senza mai trovare i pixel. E qui ci sono 2 galassie in questa enormità, 2 galassie che interagiscono fra di loro, una spirale come la nostra e un'altra spirale più piccola, e potete zoomare ancora e ancora vedete roba. Qui dietro c'è un'altra galassia lontana, proprio dietro, nascosta. Vedete che è molto piccola, molto più lontana. Qui siamo 600 volte ingranditi rispetto al mosaico di partenza. E questo dà un'idea, diciamo, di quello che arriverà quando copriremo tutti, diciamo, i vari 14.000 gradi quadrati che vogliamo coprire. E qui avete un'idea del fatto che è una cosa, diciamo, che ci tengo molto a dire, che ho ripreso uno zoom, che tra l'altro questa è un'immagine ancora più alta risoluzione di quella che hanno messo nel filmato. Cioè il fatto che, al di là del fatto che noi con questi dati vogliamo risolvere il problema della materia oscura e dell'energia oscura, stiamo producendo un database, un atlante di informazioni su una quantità talmente gigantesca di galassie e di oggetti celesti su cui generazioni di astrofisici potranno lavorare per decenni. E quindi il valore, diciamo, di eredità, quella che in inglese viene chiamata legacy, di questo progetto è enorme. Come ogni volta che si costruisce un atlante che va a spostare un po' più in là il nostro confine, e quindi si apre un territorio nuovo che la gente poi dovrà studiare, al di là appunto della cosmologia che faremo noi con le nostre misure, ma ci sarà molto molto di più per quanto riguarda per esempio la comprensione di come si formano le galassie, come producono stelle, avendo una quantità sterminata di casi da analizzare, quindi andare a fare la statistica precisa di quante galassie rosse, quante galassie blu, eccetera, eccetera. Qui vediamo ancora qualche ulteriore esempio di belle immagini in altre zone, un'altra galassia spirale, altre galassie. Queste sono immagini, anche queste rilasciate in questi mesi, prima di quella, diciamo, del mosaico, per dare un'idea di come stesse funzionando il telescopio. Ecco, qui un altro esempio, questo l'ho voluto lasciare perché poi vedrete il motivo. Anche qui un'altra zona, questo un ammasso di galassie, l'ammasso di Perseo, anche qui vedete abbiamo una quantità di informazione enorme, possiamo zoomare qui e vedere un sacco di dettagli. Ma queste sono tutte galassie relativamente, potremmo dire, vicine in termini cosmologici. In realtà quello che noi poi andremo a studiare sono oggetti come quelli che si vedono in questo angolino qui, per esempio, cioè oggetti molto molto deboli che quando ingrandiamo vediamo a malapena. Ecco, di tutti questi oggetti io non vi ho fatto vedere ancora uno di spettri perché gli spettri sono ancora in fase di elaborazione, e vi faccio solo vedere un'anteprima di una delle immagini con gli spettri. Ecco, praticamente di tutti quegli oggetti questi spettrini ci daranno una misura della distanza.
Sono dati molto complicati, per cui questa è la parte su cui ancora c'è moltissimo lavoro, perché ci sono ancora molte incertezze nel modo in cui i programmi di analisi dei dati funzionano, e quindi su questo ci vorrà ancora un po' di tempo, però questi saranno quelli che ci daranno poi la distribuzione tridimensionale degli oggetti. Bene, io direi che siamo vicini alla fine della nostra chiacchierata e chiudo, non è l'ultima slide, ma quasi, dicendo che quello che ci aspetta di là, dalle colonne d'Ercole non lo sappiamo ancora, e quindi speriamo di avere delle sorprese, anche grazie al nostro Euclide che vi ho fatto, che vediamo qui. Per chi non l'ha visto ai Musei Vaticani vale la pena, perché questa è la famosa scuola di Atene, e questo è Euclide che insegna la geometria ai suoi allievi. E quindi vi ringrazio per l'attenzione. Sì, non ci sono parole, siete dei privilegiati, come lo sono io, credetemi lo siete. Adesso volevo fare un'unica domanda a Luigi, al professor Guzzo. C'è ancora o non ancora una definizione strettamente matematica sulle previsioni teoriche? Cioè, voi lavorate anche su questo? Cioè, avete una formulazione matematica che vi può aiutare? Sì, tutto quello che avete visto, sotto forma di immagini, soprattutto per quanto riguarda, immaginate la distribuzione delle galassie che avete visto, quella viene trasformata in una misura matematica, fisica, che viene confrontata con le predizioni di una teoria. Esatto. Che è la teoria del modello a materia oscura fredda, che è il modello standard attuale, tra l'altro un altro premio Nobel di qualche anno fa, Jim Peebles di Princeton, appunto. E sì, quindi assolutamente, nel senso che le immagini sono molto belle, ma poi per vincolare le teorie bisogna fare delle misure quantitative, quindi trasformare queste disomogeneità in statistiche, quindi numeri da confrontare con dei numeri previsti invece dalle teorie. E se vogliamo quel cubo che girava con la struttura che si formava al suo interno, quello è una simulazione del computer che ha dentro le regole matematiche della teoria, quindi quello riproduce l'universo di materia oscura che ci si aspetta nel modello standard e che quindi può essere confrontato con le osservazioni. Grazie. Apritevi ora. Prego. Non si sente? Ah, sì, ci vuole quello, sì. Grazie. Sì. Non abbiate timore, chiedete, sì. Parlate. Allora, prima lei ci ha mostrato che l'universo prima rallenta e poi si espande, cioè prima rallenta e poi accelera. Allora, il rallentamento sarà dovuto a una forza di gravità. Esatto. E non è ipotizzabile che poi sparisca e che quindi aumenti per questo? No, perché comunque l'universo rallenta perché c'ha dentro della materia, come quando noi buttiamo un sasso per aria e questo va su fino a un certo punto e poi torna indietro. La densità diminuisce, infatti, questa è una domanda molto pertinente, perché se si fermi, per esempio, immaginiamo che non ci sia l'energia oscura, ok? Allora cosa sarebbe successo all'universo? La risposta è dipende, perché se era sufficientemente denso si allargava, si espandeva fino ad arrivare a un momento massimo e poi sarebbe tornato indietro. Avremmo avuto un universo, rimbalzante, E questo è il caso di quando buttiamo il sasso per aria e il sasso arriva a una certa altezza e torna giù. Invece, se prendiamo Euclide e lo lanciamo, il missile ha talmente tanta forza che se ne va e non torna indietro. Ecco, quello è il caso in cui l'universo fosse
sempre senza energia oscura, avesse avuto una densità molto bassa, e a quel punto la densità lo rallenta ma non riesce mai a fermarlo, quindi l'universo rallenta ma non rallenta mai abbastanza da fermarsi, e questo sarebbe successo se ci fosse solo la materia oscura, perché la materia oscura sapevamo già che non era sufficiente per fermarlo, perché avevamo già misurato la densità di materia, sapevamo che era il 30% di questo valore critico, e però ci trovavamo in crisi, perché da un lato trovavamo questa cosa era il 30%, dall'altro invece trovavamo un'altra cosa di cui non abbiamo parlato, e cioè il fatto che la quantità di energia e materia che c'è dentro l'universo determina la sua geometria. Allora, se noi non abbiamo un valore critico di questa densità di materia e energia, la geometria non è piatta, ma è di un altro tipo. E invece per altri motivi si vedeva che doveva essere piatta, quindi c'era il 30%, mancava il 70% per renderlo piatto. Questo 70% per rendere piatta la geometria è proprio quello che viene fornito dall'energia oscura. Cioè l'energia oscura da un lato lavora sulla parte, diciamo, dinamica dell'universo, quindi lo fa espandere, ma dal punto di vista energetico fornisce esattamente il valore giusto per spianare la geometria, quindi l'universo in realtà è una geometria piatta. Ovviamente siamo in 3 dimensioni, quindi immaginare cosa vuol dire geometria piatta in 3 dimensioni non lo dovete immaginare, pensiamo all'universo un piatto, un foglio. Sì. Grazie comunque. Prego, ecco la signora. La signora là. Ok. La signora dietro, aspetta, c'è una signora dietro. Aspetti. Per quanto tempo è previsto il funzionamento di Euclide? Sì, grazie, anche questo non l'ho detto. Questa infatti. È una bella domanda. Allora, per fare la sua copertura in teoria dovrebbe metterci 6 anni, in realtà sappiamo già che ce ne metterà un po' di più, sì, perché si è dovuto modificare un pochino la piastrellatura del cielo a causa di un problema che si è riscontrato appena arrivati su e che si è risolto ricostruendo la mappatura del cielo, e quindi diciamo che in 6 anni e mezzo, 7 farà i suoi 14.000 gradi quadrati, dopodiché la vita del satellite dipende da questo carburante che è a bordo e che gli permette di fare i movimenti, che diciamo è un carburante che si chiama idrazina, che esce da questi, come si chiama, thrust, dei piccoli jets con cui si muove, con cui può fare i movimenti. E la cosa buona del fatto che è stato lanciato molto precisamente in orbita è che ha risparmiato molto di questo carburante, esatto, e si pensa che possa durare 14 anni, che è tantissimo, non ce lo aspettavamo proprio, pensavamo 10 al massimo, e quindi dopo deciderà l'Agenzia Spaziale Europea come usarlo, nel senso che potrebbe decidere o di fare delle aree più profonde, andando più profondo per migliorare quello che troveremo con i primi 6 anni, oppure decidere di utilizzarlo in altra maniera, tipo ad esempio come osservatorio pubblico per la ricerca, diciamo, su base di proposte, che è come funzionano per esempio altri telescopi, anche spaziali. Tra 6 anni ritornerà qui il professor Guzzo a raccontarci. C'è una signora qui, una domanda qui? Sì, qui davanti. Sì. Volevo sapere per piacere se con questo Euclide ci fosse la possibilità che possa scoprire attraverso un'analisi più forte delle galassie altri sistemi solari. Forse con Euclid no, perché di fatto non andiamo. Allora, i sistemi solari trovabili, diciamo, sono all'interno della nostra galassia. Okay? Quindi potrebbe essere che da un certo punto decidano di usarlo per guardare all'interno della nostra galassia, al momento no, però ci sono altri strumenti che hanno già trovato moltissimi pianeti extrasolari attorno ad altre stelle. Non è il mio campo, però insomma sono diverse centinaia. La maggior parte non sono simili alla Terra, nel senso che sono più simili a Giove perché è più facile trovarli, sono grandi, pianeti grandi, però i pianeti extrasolari sono una realtà, nel senso che tutte le stelle apparentemente, a quanto sembra, hanno dei pianeti intorno. Poi riuscire ad avere un pianeta che è nella posizione giusta, eccetera, per poter ospitare la vita è un altro paio di maniche, però avete capito che i numeri sono così grandi che la probabilità anche piccola viene moltiplicata comunque per
per centinaia di miliardi all'interno di una galassia e per miliardi poi tra le galassie, quindi sarebbe un po' uno spreco secondo me che ci fosse solo un pianeta in tutto l'universo come il nostro. Statisticamente così. Sì. È chiaro che non è l'obiettivo di Euclid, No. la ricerca della vita, ha altri obiettivi, no? La nostra Presidente. Sì, io mi scuso per la banalità della domanda, ma allora, premesso che lo spirito di Ulisse di conoscenza è uno spirito che va sempre, come dire, incentivato, coltivato, mi chiedo però, queste conoscenze che mano a mano acquisite possono servirci per, dico utilisticamente, per conoscere il nostro passato o forse capire quale sarà il futuro? In un certo senso sì, perché comunque noi, questo non l'ho detto, ma una delle fortune degli astrofisici è che possono guardare indietro nel tempo, nel senso che noi qui andiamo a studiare galassie che stanno a 10 miliardi di anni luce da noi, e queste vuol dire che le vediamo come erano 10 miliardi di anni fa, quindi stiamo vedendo oggetti che magari assomigliano alla nostra galassia come era 10 miliardi di anni fa. Quindi questa è una fortuna, nel senso che noi possiamo vedere l'evoluzione dell'universo semplicemente guardando lontano. Più lontano andiamo e più vediamo indietro nel tempo. Quindi è una bella fortuna. Quindi non dobbiamo immaginare, lo possiamo andare a vedere. Certo, la difficoltà è quella che non è del tutto chiaro a volte che cosa sia 10 miliardi di anni fa un oggetto che oggi vediamo fatto in un certo modo, perché le stelle sono evolute e quindi ci vanno dei modelli interpretativi per dire ok, quelle stelle che allora per esempio erano blu, per dire una galassia quando comincia a formare stelle è molto blu, perché ha soprattutto stelle di massa molto grande che bruciano molto rapidamente e producono molta radiazione blu ultravioletta. Queste se ne vanno molto in fretta e poi rimangono solo le stelle come il Sole o più rosse che hanno un tempo di vita molto più lungo, sono stelle molto più tranquille che ci mettono moltissimi miliardi di anni a bruciare il loro idrogeno e a finirlo. E quindi adesso noi, per esempio, certe galassie le vediamo completamente rosse perché hanno esaurito l'idrogeno fresco, non hanno più formazione stellare, hanno solo più le stelle vecchie e dobbiamo dire ma queste allora erano le galassie che una volta erano come la nostra che oggi sta formando stelle, cose di questo genere. Però sì, di fatto possiamo vedere l'evoluzione direttamente. Sì, una domanda, una curiosità. Lei ha parlato solo di galassie, ma con questo Euclid sarà possibile anche osservare dei buchi neri? Allora, o non è la materia di studio? Diciamo che dei buchi neri ciò che si può osservare sono sempre le manifestazioni, perché il buco nero per definizione non lo vediamo, ma vediamo qualcosa che succede attorno e che riusciamo a spiegare solamente, cioè vediamo delle manifestazioni di tale energia che per essere prodotta abbiamo bisogno di un motore non nucleare come le stelle, ma gravitazionale. Quindi l'unico modo per esempio per produrre l'energia che vediamo uscire da determinate galassie che vengono dette galassie attive, i famosi quasar per esempio, che non sono altro che i nuclei di galassie molto lontane e che stanno producendo un sacco di energia nel loro nucleo perché hanno dentro un buco nero probabilmente di 100 milioni di masse del Sole che si sta mangiando quello che c'è intorno, e quando la materia mentre cade dentro il buco nero si scalda tantissimo e emette radiazione ultravioletta che poi noi osserviamo, e anche radia, un sacco di altre cose. Quindi Euclid osserverà anche questi oggetti, tutto quello che vede sono sia galassie che galassie attive, quindi poi dalla spettroscopia si potranno vedere per esempio delle righe particolari, quelle righe che ho mostrato prima nell'arcobaleno. Quando c'è un buco nero, quindi un nucleo attivo di una galassia, queste righe si osservano dei fenomeni particolari, sono molto larghe perché il gas si muove molto velocemente intorno al buco nero e cose di questo genere. Quindi di fatto indirettamente studierà senz'altro, darà materiale per studiare molte cose anche relative ai buchi neri, quelli nelle galassie, ecco, quelli grossi quindi. Allora, mi è venuto così vedendo sentendo questa assemblea, queste cose belle che lei ci ha detto.
un pensiero. Noi, dove ci troviamo nella nostra galassia, c'è il Sole. Il Sole è una stella e di conseguenza può esplodere, nel tempo può spegnersi. E in questo caso nella nostra galassia c'è un altro Sole? Sì, il Sole è una stella molto comune e diciamo che delle 100 miliardi di stelle che sono nella nostra galassia probabilmente 90 miliardi sono come il Sole. Quindi il Sole è uno di tanti, ed è una stella di massa appunto media e come tale ha un tempo di vita molto lungo, quindi abbiamo ancora un tot di miliardi di anni di tranquillità. Sì, ce la facciamo. Prima di consumare l'idrogeno, sostanzialmente le stelle sono delle centrali a fusione nucleare in cui l'idrogeno viene trasformato in elio. L'idrogeno, che è l'elemento più semplice che esiste in natura, un protone e un elettrone, grazie alla pressione e alla temperatura che c'è dentro queste stelle, viene schiacciato talmente tanto vicino a un altro che diventa elio, che ha 2 protoni, quindi i protoni del nucleo vengono messi assieme, che ci vuole un'energia non indifferente, ma nel momento in cui questo viene fatto butta fuori un sacco di energia. È il contrario della bomba invece a fusione, perché quando si va sugli elementi pesanti come l'uranio, quindi le bombe atomiche diciamo, quindi le bombe all'idrogeno per esempio, funzionano esattamente così, hanno l'idrogeno che viene fuso. E invece le bombe all'uranio, parliamo purtroppo di bombe perché giusto per far capire, lì viene spaccato l'uranio, perché quando si va su questi elementi molto, molto pesanti con tantissimi protoni, lì il processo è rovescio. Per produrre energia bisogna spaccarli, mentre sugli elementi semplici si ottiene energia mettendoli assieme, fino al ferro. Il ferro è l'ultimo per cui la fusione produce energia, dopodiché va al contrario, diciamo, semplificando un po'. Ma anche la medicina nucleare si basa su questo aspetto fisico, la stessa l'evoluzione della radioterapia in questo senso, no? Quello che ha appena detto il professor Guzzo, quindi decadimento radioattivo, quindi vedete che poi i piani si intersecano delle diverse scienze. Vabbè sì, le applicazioni mediche della fisica sono una delle conseguenze del fatto che qualcuno un giorno si è chiesto come funzionasse l'atomo, come funzionasse la radioattività, così come qualcuno si è chiesto un giorno come funzionavano i transistor, abbiamo i computer, oppure i forni a microonde, perché quelle non sono cose che vengono fuori perché uno ha deciso di inventare il forno a microonde, vengono fuori perché qualcuno ha trovato l'effetto che poi è stato usato, e quindi bisogna diciamo, cercare le cose spinti dalla curiosità, poi le applicazioni più inaspettate vengono fuori. C'è una domanda? Signora, sì, prego. Posso chiedere, prego. Non so se la domanda è pertinente. Ma sì, ma sicuro. Come è organizzato il finanziamento di questi progetti così certamente molto costosi, molto dispendiosi? A livello europeo, a livello internazionale ci sono scambi fra voi scienziati e scienziati di altri paesi? Certo, sì, c'è una combinazione di fondi, nel senso che l'Agenzia Spaziale Europea è finanziata a monte dai paesi che ne fanno parte, non coincide con l'Unione Europea, l'Agenzia Spaziale Europea ha degli altri paesi che non sono nell'Unione Europea anche, e quindi l'Agenzia Spaziale Europea ha un suo budget che decide di dedicare periodicamente a determinate missioni, che però non sono solo scientifiche, sono anche missioni di telecomunicazioni, missioni di monitoraggio terrestre legate anche all'agricoltura e cose del genere, e con quello l'agenzia copre una parte di questi esperimenti. Per dire, per Euclid l'Agenzia Spaziale Europea copre il satellite e il telescopio, ecco, quello che serve per gli strumenti. Invece sono stati costruiti con finanziamenti extra forniti dalle agenzie spaziali di singole nazioni, in particolare in questo caso Francia, Italia, Inghilterra e Germania soprattutto. Per esempio tutta l'infrastruttura a terra per analizzare i dati dopo che vengono raccolti e arrivano giù dal satellite, tutta quella è stata responsabilità quasi tutta delle agenzie locali, e l'Italia in particolare.
che ha infatti il coordinamento del cosiddetto segmento di terra, cioè la struttura di terra che analizza i dati. L'altra parte, diciamo, è tutta la preparazione scientifica per l'analisi, non solo la prima analisi grezza dei dati, ma anche tutta quella che verrà dopo, quindi andare a fare le misure con cui poi confrontarsi con le teorie, eccetera, eccetera, e anche su quello l'Agenzia Spaziale Europea, l'Agenzia Spaziale Italiana ci ha sostenuto e continua a sostenerci. Devo dire che è stata preziosa, perché abbiamo potuto soprattutto sostenere una serie di giovani che hanno, diciamo, si sono addestrati, e adesso infatti nella suddivisione dei primi cosiddetti key projects, cioè i progetti chiave che verranno fatti sui primi dati, sulla prima release dei dati, il numero di coordinatori italiani è molto molto alto, e questo è grazie al fatto che abbiamo avuto le persone addestrate e competenti per poter rispondere. Queste cose sono assegnate, diciamo, con una specie di call interna, una specie di bando interno in cui ci sono poi dei comitati che decidono chi va bene, chi va meglio, chi va peggio. Quindi sì, è un po' ci sono varie fonti, ma questo tipo di suddivisioni. Tu sei responsabile dell'analisi dei dati? Io sono uno dei 4 coordinatori scientifici della cosiddetta scienza centrale di Euler, scienza cosmologica. Poi ci sono altri 3 coordinatori, diciamo, per la scienza, la legacy, quella più Galaxy Evolution, eccetera. Sì. E poi, esatto, mi tocca, perché è una bella grana, fare la supervisione, diciamo, coordino il gruppo che decide, diciamo, seleziona e prepara questi progetti chiave e decide quali sono quelli da fare, ovviamente sulla base degli input di tutto il gruppo scientifico del satellite. È un lavoro che è una bella responsabilità, abbiamo messo 2 anni, insomma. Insomma, c'è tanto, sì, poi infatti le mani sui dati alla fine le devono mettere i miei studenti, i miei collaboratori, perché io poi non c'ho più, alla sera già non riesco a finire di leggere email quando arrivo alle 6 della sera. C'è sempre qualcosa in più che arriva. Quindi. Bene. Va bene. Okay. Grazie. Grazie Giorgio.